Vi chiedo solo qualche giorno, insomma un paio di settimane di pazienza, e vedrete che poi tutte le strade del nostro comune riacquisteranno il giusto decoro, insomma, che tutti noi ci aspettiamo. Chiede ancora qualche giorno di pazienza il sindaco di Rossano Veneto Marco Zonta. Presto la città tornerà al massimo dell'ordine. Una risposta che arriva dopo alcune segnalazioni sui social di cittadini che lamentavano erba alta e incolta in diverse zone della città. Questa settimana hanno iniziato il taglio dei cigli della strada, quindi per mettere in ordine un po' quella che è la viabilità delle strade secondarie, però non solo quello, perché i nostri operai hanno iniziato nella manutenzione di tutte le aree verdi del nostro comune, quindi inizieranno naturalmente dal centro, però poi un'attenzione anche naturalmente alle periferie. Ma le novità sul verde di Rossano non finiscono qui. Partirà tutto un lavoro di riqualificazione del verde dei nostri parchi, quindi penso a Parco Sebellin, il parco di Villa Caffo, ma penso anche a tutte le aree dei parchi di quartiere, la cui manutenzione importante viene fatta comunque dagli operai del nostro comune.